parola al dottor Erasmo Camuso. Buonasera, quanto tempo? Ok, sembra di aver tempo. Riprendo un pochino per fare alcune osservazioni, per porre alla vostra attenzione alcune osservazioni relative proprio alla fattibilità. Mi sentite? Si sente? Relative alla fattibilità sia dal punto di vista ingegneristico sia dal punto di vista finanziario, ma soprattutto si sente bene? Cambiare il microfono. Mi sentite? Sì. Non ero io, ero il microfono. Allora, dicevo, sembra strano, no, questa correlazione tra questo nuovo inquinante o questa serie di sostanze inquinanti catalogate come sostanze perfluoroalchiliche e il progetto Alta Velocità. La correlazione sussiste perché in questo progetto l'acquisizione di acqua è proprio di dimensioni che nemmeno potete immaginare. Il grande problema in questo momento del Veneto in particolare, ma anche della Toscana, del Lazio, che in particolar modo è il territorio veneto, in particolar modo la rete idrografica, la rete superficiale e la falda acquifera, diciamo, adesso è interessata da questo fenomeno di queste sostanze, ma anche Bormida, il Po, il Tevere, l'Arno sono in misura minore, ma sono interessate da questa fenomenologia, questo nuovo inquinante. È un inquinante che in particolar modo si chiama perturbatore endocrino, nel senso che interagisce sul sistema ormonale e può generare in particolar modo delle patologie importanti, significative, in particolar modo che riguarda la tiroide. Qual è la caratteristica di queste sostanze? Quella di accumularsi nei liquidi organici, in particolar modo nel siero di sangue, ma anche nei reni e nel fegato. Lo smaltimento avviene in un periodo variabile tra i 6 e i 12 anni. Quindi, che tipo di concentrazione c'è? Voi pensate che l'ammissibilità, attenzione, c'è una grande confusione e diciamo un grande interrogativo su questo nuovo inquinante che nell'Organizzazione Mondiale della Sanità e nella Commissione Europea hanno ancora sbrogliato. La Regione Veneto sta facendo riferimento a un livello di concentrazione che è quello che gli ha dato l'Istituto Superiore di Sanità, e di queste 10 sostanze che si chiamano PFAS, 2 in particolare diciamo danno da pensare. Uno si chiama acido perfluorottonico ed è quello che può essere massimo essere concentrato all'interno dell'acqua in una quantità che è 30 miliardesimi di grammo. Poi ce n'è un altro, un suo cugino, che è il sulfanato dell'acido perfluorottonico, che invece ha 500 nanogrammi, miliardesimi di grammo per litro. Questo qui in particolar modo è stato messo tra le sostanze, diciamo, persistenti, la chiamano la sporca dozzina, no? Diciamo che insieme alla diossina. La diossina però, per essere, diciamo, pericolosa, diciamo, ha una scala di misurazione che è 1000 miliardesimi di grammo. Questo invece è miliardesimi di grammo. Il cromo esavalente, per esempio, che è una sostanza cancerogena, ha una scala che è milionesimi di grammo, quindi voi capite che si colloca come ci si comporta e cosa si chiedeva allo studio di impatto ambientale. Non è che sta roba l'hanno scoperta oggi. Il primo studio è del 2007. Il CNR ha pubblicizzato i dati nel 2011. Nel 2013 il Ministero dell'Ambiente ha detto alla Regione Veneto:
fai un po' di monitoraggio, interessati, vedi com'è la situazione. L'ARPA ha fatto un ottimo lavoro. Diciamo che l'insieme di cittadini veneti interessati al fenomeno sono 600.000. Adesso c'è uno screening su 80.000 e un secondo screening su 160.000 per andare a vedere i livelli di concentrazione che c'è all'interno del sangue. Questo in particolar modo perché, diciamo, non genera pensiero, perché insomma siamo assoggettati a tempeste di nanopolveri, quindi voglio dire ci troviamo in una situazione di grande inquinamento, questo sì, non fa altro che addizionarsi, diciamo. Il problema è che questo interessa anche il ciclo alimentare, perché l'acqua, insomma, l'acqua di falda si prende per bere, è come acqua industriale, è l'acqua per irrigare, quindi alla fine il fenomeno, diciamo, interessa vari aspetti, varie implicazioni. Che cosa si chiedeva nello studio di impatto ambientale a questo progetto? Ma santo Dio, ma le volete tenerne conto di questa roba qui o no? Invece in un atteggiamento struzzesco non se ne è tenuto conto. Allora, poiché si dice che il Trattato di Lisbona, l'ultimo, è equipollente alla Carta Costituzionale, è uno dei principi, quello di precauzione, santo Dio, uno che ha un approccio ragionevole e guarda i problemi dei cittadini, a sto benedetto principio di precauzione dovrebbe pure fare riferimento. Invece qui è successo che le norme, noi non vogliamo essere come dei soggetti che vogliono burocratizzare un procedimento, ma la norma a volte è a tutela del cittadino e a tutela del procedimento. Beh, la norma del codice appalto diceva a questi signori: tu devi fare la verifica e la validazione del progetto. È l'articolo 93 del codice appalto vecchio che li impone. Che cosa voleva dire? In contraddittorio, io, stazione appaltante, chi? Italferro, rete ferroviaria italiana, e tu, general contractor, chi? Irigav 2, il cui capofila è Salini, in Pregile, lo stesso del ponte sullo stretto, è lo stesso della pedemontana lombarda, è lo stesso della linea M4 della metropolitana di Milano. Ma è sempre così. Santi Dio, tu devi fare il contraddittorio, no? Tu stazione appaltante e di questo deve essere fatto un verbale di verifica. Cosa deve verificare? Deve verificare, per esempio, che sull'impatto sulle reti idrografiche, quella che può essere l'impatto sulla rete sotterranea o sul reticolo idrografico superficiale, e santo Dio, sta roba deve essere valutata, ne devi fare un verbale. E poi questo va al Ministero dell'Ambiente. Che succede? Che in una estemporanea e singolare procedura, il 30 di novembre del 2015, questi non tengono conto di niente, viene pubblicata una richiesta di pubblicità per mettere il vincolo al res propria di pubblica utilità, indiferibilità ed urgenza del progetto, sta roba non viene fatta e noi arriviamo che il Ministero dell'Ambiente dichiara irricevibile, cioè voi rendete conto, un ministero che dice: ma tu che stai facendo? È irricevibile. Loro poi cosa fanno? Lo ripresentano. Chi loro? Nel mese di novembre lo presenta in maniera impropria la società di ingegneria delle ferrovie, si chiama Italferro, mentre avrebbe dovuto presentare sto Salini, il general contractor, che recupera e lo presenta lui nel mese di gennaio. Poi vengono fatte le osservazioni. E poi che succede? C'è un altro fatto, che l'Europa nella programmazione dei fondi comunitari 2014-2020, che mette a disposizione dell'Italia qualcosa come 58 miliardi di euro, dice: tu se vuoi qualcosina devi fare la valutazione ambientale strategica. Che è sta roba? La valutazione ambientale strategica è una procedura che si fa sui piani. Anche il piano presumo urbanistico di San Bonifacio è stato soggettato alla VAS. Questa procedura è stata fatta, come ha detto Diego prima, su 25 opere, se no soldi dall'Europa non ne puoi prendere. Poi vedremo che c'è un altro vincolo per avere i soldi dall'Europa. Dico subito una cosa:
che soldi dall'Europa riguardante questo progetto ce n'è pochissimo, se non nulla. I soldi dell'Europa riguardano quello che si chiama Collega l'Europa, il famoso CIO. Questo ha 25 miliardi di euro per tutti e 28 gli stati. Voi capite che praticamente qui squiglie. In più i fondi strutturali, dovete capire una cosa, sono addizionali e cofinanziati. Cosa vuol dire? Che io se ti do un 10 euro a te, tu ne devi mettere altri 10. Attenzione, quando sono belli i fondi strutturali, però lo Stato non deve mettere una parte equivalente, se no non può fruirne. Faccio un inciso in tutta questa vicenda, poi a aggravare il tutto esce fuori un trattato internazionale che si chiama Fiscal Compact, trattato sulla stabilità monetaria. Trattato sulla stabilità monetaria che blocca i fondi strutturali. Sono stati bloccati a Spagna e Portogallo perché loro hanno sforato il limite di deficit e non hanno iniziato, perché alla fine tra 20 anni, a partire dall'anno prossimo, il debito deve essere massimo il 60% del prodotto interno lordo. Noi siamo al 138 nel 60 fa 78 diviso 20, voi capite quindi che possibilità reale ha questo progetto di trovare realizzazione. Però poi alla fine sono bracci di ferro tra lobby per riuscire a portare quel poco di risorse che avanzano per progetti che sarebbe opportuno verificare la utilità sociale e le ricadute anche di tipo imprenditoriale. Quindi voi capite c'è questa questione fondamentale della valutazione di impatto ambientale. Valutazione di impatto ambientale che poi deve essere fatta su questo progetto qui. Secondo me si realizza il massimo del manicomio, e questa è follia. C'è un progetto nel 2006 che viene approvato da Verona Porta Nuova fino a Montebello e da Grisignano fino a Padova. Poi si arriva nel 2000 e rotti, dice quello lì di San Bonifacio non va bene. Si incontrano tre signori nella prefettura di Vicenza, non di Verona, e dicono il progetto per San Bonifacio che il CIPE, pensate, il Presidente del Consiglio dei Ministri, i ministri che hanno approvato non va bene, si decide in prefettura che deve avere un altro tipo di tracciato e deve andare a sud. Questi tre si decidono loro e si va avanti in questo modo. In più manca tutta la valutazione di impatto ambientale da Montebello fino a Vicenza e si decide poi alla fine la peggiore delle modalità di costruzione. Si dice dobbiamo utilizzare la tecnica dei lotti costruttivi. Voi capite che cosa vuol dire? Vuol dire io ti faccio un pezzo, poi quando ho i soldi vado avanti. Questo è il lotto costruttivo, diversamente dal lotto funzionale. Beh, il lotto costruttivo in questo progetto è 44 km, come sapete, non parte da Verona a Porta Nuova, ma parte da Verona a Porta Vestro e arriva fino a Altavilla, con un costo a chilometro che è veramente da primato, 90,1 milioni di euro. Poi resterebbero 1,2 miliardi per fare da Altavilla fino a Padova. Insomma, capite che è un'ipotesi realistica, come realistica è riuscire a trovare i soldi. Si dice che su questo lotto, su questo progetto ci siano 1,8 miliardi di euro. Io mi sono sforzato a trovare nella Gazzetta Ufficiale di marzo, che riporta la delibera del 23 dicembre del 2015, dove viene aggiornata, quello è l'unico strumento vero per andare a vedere se si raccontano, se si scherza. Si chiama contratto di programma lato investimento. Contratto di programma lato investimento dice che ci sono 3 miliardi di euro per tutto il pezzo che da Brescia va a Padova, più la Napoli-Bari. Quindi
c'è qualcuno che attraverso un decreto poi deve sommare i 459 milioni di euro disponibili che ci sono, altre, diciamo, ripartire questi 3 miliardi. Quindi c'è un lotto costruttivo, c'è una quantità di danari che è da definire in maniera deterministica precisa, e c'è il non secondario problema che dal 2019 questo Paese deve realizzare l'equilibrio di bilancio dopo aver modificato legittimamente l'articolo 81 e deve aderire a questa quota del fiscal compact, diciamo. Ci riusciranno? Io non lo so se ci riusciranno, so che potranno fare alcuni chilometri, spero solamente che non ci siano le penali. Veramente io ricordo nel 97, forse la senatrice allora era ministro, era parlamentare, quando il ministro Burlando disse paghiamo il 4% delle penali e facciamo le gare internazionali. Poi Burlando l'ha fatto più ministro dopo quella affermazione, veramente a dirla tutta, ed è successo. Voi sapete che la tecnica delle penali sta scattando sul ponte sullo stretto, perché la tecnica delle penali, se non fa il ponte che è arrivato da 4 miliardi di costa a 8 miliardi e 6, no? Bisogna pagare una penale che, attenzione, un commissario straordinario, si chiama Ciucci, l'avrà sentito sicuramente l'ex presidente di ANAS, lui fa un accordo con Salini e mette sta penale quasi di 1 miliardo di euro. Voi capite? Quindi a sto punto qua Tortopolo dice ma sto ponte 8,5 non paghiamo 1 miliardo e lo bruciamo? Questo dove siamo arrivati? Beh, io non vorrei poi che sull'alta velocità, diciamo, arrivassimo alle stesse conclusioni. L'altra questione che non è insopportabile qui è la mancata gara d'appalto. Allora, questo progetto qui, questo pezzo qui, la Genova-Milano, la Milano-Verona e la Verona-Padova, sono stati classificati dall'Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea come al di fuori delle norme europee. Attenzione, chi è che la mandò? Si chiama rinvio pregiudiziale alla Corte per vedere se il contratto era legittimo o meno? Un presidente di TAR, che la senatrice sicuramente ha sentito, si chiama De Lise, era il padre del vecchio codice appalti, e che era un signore, c'è l'interrogazione parlamentare, che 3 anni prima era stato consulente di questi 2 contratti, della Salini e della CEPAL sulla Verona Padova. Allora, si sperava che un empito di trasparenza potesse colpire in un momento di grave difficoltà finanziaria per il Paese, dove si taglia su tutto, riuscire a recuperare un po' di danari su un progetto che ha un costo a chilometro che è 10 volte quello dei francesi e degli spagnoli. I francesi hanno fatto a 10 milioni di euro a chilometro, gli spagnoli a 9, noi abbiamo sulla Bologna-Firenze a 92 milioni di euro al chilometro, qui arriviamo a 90 milioni di euro. Quello che si chiede è di utilizzare in maniera un pochino più, diciamo, socialmente sostenibile, tanto voglio essere eufemistico, quello che è un denaro pubblico sempre più scarso e con la possibilità anche di ottimizzare, mi dica quando si sto consumando il mio tempo, e quello di consumare territorio, soldi pubblici. C'è stato un momento nella vita di questo paese in cui si diceva che c'è un costo opportunità marginale, che voleva dire alla fine, questi soldi qua poi utilizzarli invece di regalarli così anche per il dissesto idrogeologico, per la messa in sicurezza sismica, per un po' di welfare, un po' di vecchi, un po' di bambini. Questo è il costo opportunità marginale delle risorse pubbliche. Noi vorremmo che alla fine, in un progetto come questo,
che è un col progetto che si può ottimizzare, migliorare, insomma, da Mestre a Trieste l'alta velocità non si fa più e si ottimizza il tracciato esistente. I portoghesi, questo prima si chiamava corridoio 5, andava da Lisbona fino a Kiev, adesso si chiama corridoio mediterraneo, perché i portoghesi hanno detto noi soldi non ne abbiamo, e allora comincia dalla Spagna, da sud della Spagna, non arriva a Kiev, ma si ferma al confine ungherese, perché gli ucraini hanno detto noi soldi non ne abbiamo. Noi vorremmo una riflessione, diciamo, per l'interesse sociale, per la sostenibilità dei conti pubblici di questo Stato che ha gravissimi problemi e che speriamo possa uscire dalla grave crisi economica, finanziaria in cui si trova. Vi dico solamente che gli imprenditori veneti che si sono uccisi dal 2007 sono 182, una strage in una crisi che non sembra abbia ancora oggi via d'uscita.